Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per il 29 giugno. Dalla pagina di Venezia vediamo sanità niente, visite per 7 su 10. È boom del privato, le prenotazioni nel pubblico sempre più difficoltose in Veneto. La popolazione è anziana, sono necessari più risorse e più personale e si va di questo passo e sarà sempre peggio. Il medico di famiglia in pensione, 2000 pazienti senza dottore. Vedete che insomma ne abbiamo parlato spesso noi anche con il dottor Crisarà, magari ne parliamo anche oggi, sono argomenti che sono certamente interessanti, poi ci sono quelli di carattere nazionale che mettono i giornali del gruppo, della Nuova e la Tribuna di Treviso, il Mattino di Padova, ma ne abbiamo parlato già, comunque Donna Zan sì, allo Zaia Terz dà stabilità, insomma sono cose che già abbiamo sentito da Salvini negli altri giorni. C'è una foto della Pausini, una fotonotizia, Pausini a Venezia, pro alluvinati, ma domani sera purtroppo ci sarà l'acqua alta, quindi sarà un po' una beffa così, ma andranno tutti lo stesso, perché intanto da Venezia siamo abituati a vederla l'acqua alta. Appalti al ribasso, cantieri, rinvio a giudizio per i dirigenti di Fincantieri, pioggia di Daspo sui violenti della Movida, pugno duro per il 23, e qui si parla di Jesolo, sempre questi problemi con la Movida, ma anche a Padova ultimamente li abbiamo visti, pronti a far saltare il banco, ma sono spaventati dai passanti e a Cavallino succede anche questo. Andiamo a vedere il Gazzettino, vedete che la notizia principale, cioè Meloni alla guerra dei tassi, è una notizia che il Gazzettino mette come notizia di carattere nazionale. In Veneto, nord-est, bimbi e adulti drogati dai trafficanti di migranti che continuano a fare questo sporco giro di affari, è ben spiegato nell'articolo del Gazzettino che appare in prima pagina. La prof, nel caso di Rovigo, che ora vuole denunciare ragazzi, scuola e famiglie, insomma incazzata nera, non se la vuole proprio mettere via, e la pista da bob, nella fotonotizia è bella questa foto del bob rosso, la pista da bob, 807 saranno i giorni che serviranno per realizzarla. Su Corriere del Veneto invece si parla molto della diga, del progetto Mamon alla Mon, riapre la guerra dell'acqua, il Trentino contro la diga antisiccità voluta dal Veneto, lettera ufficiale, non ci sono le condizioni. E poi c'è una foto di un sorridente Salvini, da ieri la Venezia-Trieste è interamente delle regioni. E questo signore in campeggio nella fotonotizia, giugno record superata di 9 punti la media del 2022, voglia di natura, aria aperta, prenotazione dei campeggi in forte crescita, magari perché forse costa un po' meno, visto che abbiamo visto anche degli altri titoli. Vedete che anche qui l'indagine CISL e Will, visite 7 veneti su 10 non riescono a prenotare, ci si fa fatica, è quasi come farsi il passaporto. E concerti, divieti e varchi a San Marco da oggi, insomma c'è anche il concerto della Pausini, ne abbiamo anche parlato. Andiamo a vedere anche la pagina di Venezia di Notizie Plus, nuovi impianti di videosorveglianza sulla linea Adria Mestre, come vedete il bar La Cueva, chiuso per 15 giorni, era punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti. Arti immersive al Polo di San Servlo, un'iniziativa della regione, e Jesolo, vedete che anche qui Daspo Willy a giovani violenti, si parla anche di questo. Bene, è tutto anche per la pagina di Venezia.